Ed eccoci qua, cari telespettatori, come dicevamo, spazio dello SPI-CGIL, si è concluso un congresso molto importante e per raccontarci quali sono state le tematiche emergenti, quali sono anche le eventuali novità, abbiamo il piacere di essere collegati qui con noi con Elena Di Gregorio, segretaria generale SPI-CGIL del Veneto. Segretaria, ben ritrovata. Buongiorno a lei e a tutti voi. Allora, prima di entrare nel merito, perché ci sono cose da raccontare, bisogna fare un po' il punto della situazione. Voi, proprio in occasione del congresso, avete preparato un video molto simpatico, molto interessante e un po' fa comprendere qual è la situazione del sindacato dei pensionati della CGIL del Veneto. Vediamolo insieme e poi magari può anche commentarlo, perché poi è stata una cosa che è un'elaborazione bella e importante. Vediamolo. Lo SPI-CGIL del Veneto a congresso. Con quasi 5 milioni di abitanti, il Veneto è la quarta regione d'Italia per popolazione. Siamo 2.470.076 donne e 2.384.557 uomini. A fronte di oltre 1 milione di over 65, 645.930 donne e 508.908 uomini, i giovani fino ai 14 anni sono circa 600.000 e la popolazione attiva è costituita da poco più di 3 milioni. Gli over 65 costituiscono quindi il 24% della popolazione veneta, una percentuale che è cresciuta e crescerà in modo costante, fino ad arrivare al 34% nel 2042. L'invecchiamento progressivo dei veneti è ben rappresentato anche dalla crescita esponenziale dell'indice di dipendenza degli anziani, pari a 26,8 nel 2002, ossia 3,7 occupati per mantenere un pensionato, e oggi al 37,4, cioè 2,6 occupati per ogni pensionato, e si prevede crescerà fino a quota 64 nel 2042, in cui un solo occupato e mezzo si farà carico di un pensionato. E le pensioni? Tra pubbliche e private sono 1.651.170 pensioni vigenti, per oltre il 55% destinate a donne. In termini di beneficiari, parliamo di quasi 1.289.000 persone nel 2021, di cui le donne rappresentano una quota solo leggermente superiore. Ma se confrontiamo gli importi, il divario di genere è ben più netto. La pensione media lorda per il Veneto è di circa 1.535 euro, ma le donne ricevono in media 576 euro lordi in meno al mese. In questo scenario, qual è la rappresentanza dello SPI-CGIL del Veneto? Gli iscritti sono 193.687, con un'età media di 76 anni. Il 52% donne con età media di 77 anni e il 48% uomini con età media di 74 anni. Lo SPI, con le sue 97 leghe, è presente in 335 comuni, pari al 59,5% dei comuni veneti, con 409 tra sedi e recapiti. Ad assistere cittadine e cittadini, una squadra di 461 uomini e 279 donne, per un totale di 740 collaboratori con un'età media di poco meno di 69 anni. Insieme costruiamo ogni giorno il sindacato dei pensionati CGIL del Veneto, a difesa dei diritti della popolazione anziana e della comunità intera, per l'interesse generale. Bellissimo, molto molto bello, molto anche, ci sono alcuni punti molto interessanti di attenzione. Segretaria, mi dica cosa ne è uscito? Innanzitutto questo congresso che valenza ha avuto e che cosa ne è emerso? Lei è stata riconfermata, intanto, prima cosa importante, complimenti. Sono stata riconfermata alla guida dello SPI Veneto, per me è un onore, siamo una grande organizzazione, siamo orgogliosi anche di essere una grande organizzazione radicata nel territorio, nel Veneto. Noi abbiamo appunto molte sedi, molti recapiti e abbiamo tantissimi collaboratori, collaboratrici. Io ne approfitto anche per esprimere un ringraziamento a tutte queste persone
che ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo, le loro energie, la loro competenza per essere un presidio territoriale, incontrare le persone anziane che si rivolgono alle nostre sedi, non solo anziani per dire la verità, ascoltarle, prendersele in carico e cercare di costruire delle risposte. E grazie al loro lavoro se siamo riusciti con questo congresso, nonostante appunto la stagione ancora complicata, la paura per la pandemia, a incontrare più di 10.000 persone in una fase appunto di scambio e di ascolto per capire quelli che sono i bisogni, il forte disagio che è emerso e assieme cercare di costruire delle risposte, delle azioni che mettono in campo appunto delle risposte nella nostra regione. Come si vede dal video, noi siamo una regione che invecchia molto rapidamente, più della media italiana, e dobbiamo capire se per la nostra società vivere più a lungo è un'opportunità o se è un problema. Da quello che abbiamo raccolto nel territorio sembra che appunto stiamo sempre più scivolando verso un disagio crescente della popolazione anziana. Due sono le priorità che sono emerse veramente con forza. Una è quella della salute, in tutte le sue sfaccettature, e l'altra è quella della tutela del reddito, della paura anche, no, per la tenuta della propria condizione economica e per quella anche della propria famiglia, dei propri figli e nipoti, perché c'è una grande attenzione anche all'evoluzione sociale. Sulla salute purtroppo facciamo i conti nella nostra regione con un costante peggioramento della condizione. Pensiamo a quello che sta succedendo con le liste di attesa. La situazione dopo il Covid non è assolutamente sistemata, abbiamo ancora dei tempi lunghissimi e diciamo dietro a tutto questo c'è una spinta verso il privato, perché quando c'è in ballo la propria salute le persone ovviamente cercano di fare il possibile per curarsi. Così succede che chi se lo può permettere si rivolge alle strutture private, chi non può non si cura e molti pensionati purtroppo semplicemente non possono, quindi peggiorano la loro situazione venendo meno uno di quegli strumenti di prevenzione che sono fondamentali per un invecchiamento in salute. Ecco, la Regione qua, voi più volte avete richiamato anche la responsabilità di intervento da parte della Regione. Sì, però non abbiamo risposte concrete. Quello che si fa è appunto finanziare il privato accreditato, che però, sul quale però noi vorremmo capire anche e rivedere i criteri di accreditamento, perché abbiamo segnalazioni anche di situazioni non particolarmente efficienti. In ogni caso noi siamo e pensiamo che una società come la nostra debba garantire un welfare pubblico, perché noi paghiamo le tasse, lo sappiamo, i lavoratori dipendenti, i pensionati sono quelli che pagano le tasse anche nella nostra regione, sosteniamo il welfare pubblico e pensiamo che ci debba essere una risposta pubblica. Anche al tema dell'invecchiamento, i dati che abbiamo visto nel filmato ci dicono insomma che adesso un cittadino su 4 in Veneto è anziano, poi abbiamo anche i grandi vecchi. La proiezione ci porta a dire che tra 20 anni noi saremo un cittadino su 3. Tutto questo deve comportare un'assunzione di responsabilità da parte della collettività. Non possiamo abbandonare, così come avviene oggi, le persone anziane, diciamo, lasciandole da sole come spesso avviene o sulle spalle dei loro familiari, perché poi lo sappiamo, quando c'è una situazione di non autosufficienza, ne abbiamo parlato molto anche in questa trasmissione, chi deve affrontare la situazione è la famiglia, sono i figli, le figlie, in particolar modo le donne, che anche per questo hanno dei lavori discontinui, meno retribuiti e che poi si troveranno a delle pensioni più basse, no? I dati che abbiamo visto ce lo dicono, insomma, noi abbiamo un tema che riguarda una questione di genere anche nelle pensioni. Le donne vivono più a lungo, ma ci arrivano in condizioni di salute peggiori proprio per il carico che hanno dovuto sopportare tra il lavoro e il lavoro di cura e hanno dei redditi più bassi. E spesso vivono in solitudine anche, no? Quindi abbiamo anche questo tema.
Adesso, se noi guardiamo il Veneto, abbiamo anche l'emergenza della carenza dei medici di medicina generale. Ecco, io mi fermo un secondo perché quello dei medici è altrettanto importante per fermarmi sempre, per ritornare sul discorso delle famiglie e dei carichi familiari per gli anziani che rischiano di non essere, cioè non sono autosufficienti e hanno bisogno di un supporto. Voi avete affrontato anche tante volte il problema badanti, caregiver e case di riposo, perché qui si incunea questo elemento prima di quello sanitario, in compagnia di quello sanitario, no? E lì Diciamo anche... che tutto si tiene assieme, perché ovviamente c'è chi può essere curato a casa, e quindi noi auspichiamo per noi e per tutti la possibilità di invecchiare al proprio domicilio, però questo implica un sistema di assistenza e di cura molto più efficiente ed efficace di quello che abbiamo oggi in Veneto. Oggi il Veneto riesce a garantire l'assistenza domiciliare a un numero significativo di persone non autosufficienti, ma mediamente dedica 5 ore l'anno, quindi siamo il fanalino di coda rispetto al paese, e non si può parlare di un'assistenza domiciliare dignitosa. Il contatare di questo è il tema delle case di riposo. Già il Covid ha messo in evidenza le difficoltà, le criticità di un sistema che va completamente rivisto, tutta la filiera va aggiornata, le nostre strutture sono vecchie, hanno bisogno di assestamento, manutenzione, abbiamo visto che non c'era la possibilità di separare le persone che avevano contratto il virus da quelle sane, e questo ha comportato anche un aggravamento della situazione nelle case di riposo. Servono interventi e serve personale. Un tema che caratterizza la nostra regione, non solo la nostra regione, ma in particolar modo la nostra regione, è una diffusa carenza di personale sociosanitario. Si va dall'assistente nelle case di riposo agli infermieri che mancano a tutto tondo, sia nelle case di riposo che negli ospedali, si rubano l'un l'altro, al personale medico, ai medici di medicina generale. E qui ci allacciamo all'aspetto sanitario che diventa cruciale. Medici di medicina generale, qual è la situazione? Perché noi abbiamo avuto più volte, siamo stati sollecitati da anziani di parlare di questo, perché non ce ne sono a sufficienza. Sì, non ci sono, mancano medici, questo è frutto di una mancata programmazione sia a livello nazionale che a livello regionale, perché c'è una corresponsabilità nelle scelte di questi anni. Si sta cercando di correre ai ripari adesso, ma che le persone invecchino e che i medici vadano in pensione non è un elemento, sconosciuto, e veniva denunciato da tempo. Il problema è che una carenza di medici, o come ha fatto la Regione Veneto, ha alzato il tetto, portando da 1.500 pazienti a 1.800 per ogni medico, comporta che la persona anziana, che è quella che ha più bisogno di avere il medico di famiglia vicino, accessibile, perché è un punto di riferimento che dà sicurezza, e oltretutto, avendo molte cronicità, ce n'è molto più bisogno di cura. Il fatto appunto che non sia accessibile perché non si riesce a telefonare, ci sono lunghe file per riuscire ad essere ricevuti, i medici non riescono più ad andare a casa, il medico non è più nel quartiere perché appunto si spostano, mancano i medici, rendono inaccessibile anche il medico di base per gli anziani. Un anziano solo che non ha il medico a portata di sua passeggiata accessibile, ha bisogno di qualcuno che lo possa prendere, lo accompagni dal medico che si trova magari in un altro paese o si trova in un altro quartiere. Tutto questo crea un disagio enorme, crea paura, e soprattutto le persone appunto non si curano. Certo. Noi siamo andati anche in piazza a Venezia, sì, unitariamente come sindacati dei pensionati, assieme a CGIL e CISL e UIL, per chiedere alla Regione Veneto degli interventi a tutto tondo sul sistema delle case di riposo, sul sistema del sociale. Manca il personale, mancano gli assistenti sociali anche, manca tutta la filiera della presa in carico e della cura delle persone. Sì. La Regione Veneto però purtroppo sta facendo delle scelte che vanno in un'altra direzione, e tutto questo, continuo a dirlo, spinge verso la privatizzazione, ma questo significa appunto che diventa una sanità e una salute non più accessibile a tutti, ma di classe. Insomma, chi può permetterselo
sicura e gli altri sono abbandonati. E questo non va bene. Avevamo chiesto alla Regione di intervenire con un intervento straordinario, anche introducendo una addizionale regionale a sostegno come tassa di scopo, che è molto, molto selettiva, molto progressiva sui redditi medio-alti, per finanziare e rafforzare il sistema sociosanitario regionale. Anche questa volta la Regione ha ritenuto di non farlo, nonostante la gravità della situazione. Noi nelle nostre sedi appunto raccogliamo le persone che si rivolgono a noi, che sono disperate per questo e perché non arrivano a fine mese. Ecco, questo infatti, là c'è l'altro problema del potere d'acquisto delle pensioni. Prima avete fatto appunto una media, tra l'altro c'è un grande divario di genere impressionante, questo diventerà sempre più rilevante più passa il tempo invece che diminuire. Però le pensioni medie con l'inflazione che galoppa e tra l'altro il costo della vita che in Veneto è particolarmente alto rispetto ad altri paesi, altri luoghi regioni d'Italia, è una pensione bassa sostanzialmente, quindi non consente neanche all'anziano di mettere in regola per esempio una badante, un assistente familiare a tempo pieno, visto che c'è stato anche un aumento adesso delle retribuzioni, di permettersi una casa di riposo perché se non c'è un aiuto della famiglia. Questo è un problema. No, infatti la situazione è molto grave, per quello avevamo chiesto un intervento straordinario alla Regione, perché abbiamo l'aumento delle rette delle case di riposo a seguito appunto dell'aumento dei costi energetici e quant'altro, il rinnovo non sacrosanto del contratto di lavoro degli assistenti familiari, ma tutto questo viene scaricato sulle spalle dei cittadini, degli anziani e delle loro famiglie, che pagano due volte, pagano le tasse per la sanità e poi si devono pagare separatamente nuovamente per poter avere il servizio. Per questo è anche appunto necessaria una legge nazionale sulla non autosufficienza, perché il problema della non autosufficienza non è un problema del singolo cittadino che ahimè invecchiando incorre appunto anche in una condizione di dipendenza e non autonomia, è un problema di tutta la società, delle famiglie. In una famiglia anche di due lavoratori, di una coppia che lavori, nel momento in cui succede che il genitore di uno diventa non autosufficiente, quella famiglia automaticamente diventa povera. Già adesso con i salari bassi sappiamo che il lavoro dipendente in Italia ha perso tantissimo potere d'acquisto anche rispetto agli altri paesi europei, no? Quindi siamo proprio veramente indietro rispetto alle retribuzioni, a un giusto riconoscimento di chi lavora, e non si arriva più a fine mese. I pensionati poi che hanno le pensioni che abbiamo visto stanno facendo fatica, ci sono persone che non riescono a riscaldarsi, che non riescono a pagare le bollette e che sacrificano, appunto, devono fare delle scelte, o mangiano o pagano le bollette, o mangiano o si comprano i farmaci. È una situazione non da paese civile, ed è per questo insomma che è veramente indecoroso che non si intervenga, che non si prendano provvedimenti cercando di chiedere un contributo a chi ha i redditi più alti in questa situazione così difficile per il paese. Come è altrettanto grave che questo governo nella legge di bilancio nazionale sia intervenuto tagliando l'adeguamento delle pensioni al costo della vita, che è già parziale, ma in ogni caso dovrà garantire un minimo di potere d'acquisto. Si è intervenuti ancora una volta tagliando la valutazione delle pensioni, non per aiutare appunto le pensioni più basse, i soggetti più fragili, e nemmeno per intervenire per costruire un sistema di pensioni più dignitoso per i giovani, e sappiamo insomma che con i lavori che hanno adesso discontinui, con basse retribuzioni, si troveranno ad avere una pensione da fame. Però le pensioni sono state penalizzate le pensioni più alte, se non sbaglio, però. Allora, se 1.600 euro al mese netti è una pensione da nababbo, parliamo. No, su questo no. Perché bisogna capire di cosa stiamo parlando. Questo è lo stesso governo che ha tagliato la perequazione delle pensioni per aumentare la flat tax, la tassa piatta, alle partite IVA fino a 85.000 euro, che non pagano, non solo pagano meno tasse di un pensionato normale, non pagano l'IVA, non pagano l'IRA, perché è quella che serve per finanziare la sanità, non pagano le addizionali, che sono quelle
soldi per finanziare i servizi locali. Quindi loro si sottraggono al diritto di cittadinanza, è una cosa scandalosa questo, no? E quindi noi continuiamo a pagare le tasse, sosteniamo il welfare pubblico anche per queste persone che le tasse non le pagano, no? E però non ce la facciamo più, ed è un welfare che rischia di saltare, così come, no, è messa in discussione anche l'equilibrio per quanto riguarda il sistema INPS, no? Il sistema previdenziale, se tutti quanti non contribuiscono in maniera equa al mantenimento di un sistema. Già abbiamo visto appunto con le proiezioni demografiche, avremo sempre meno persone in condizione lavorativa che dovranno mantenere persone che non lavorano o perché troppo giovani o perché appunto anziane. E quindi chi pagherà il sistema, no, il sistema sanitario, il sistema sociale? Chi pagherà le pensioni se abbiamo tanto lavoro nero, tanto lavoro irregolare e se consentiamo poi appunto alle partite IVA insomma di sottrarsi al sistema pubblico, al patto di cittadinanza? È un tema proprio di immaginare una società diversa che sia più giusta per tutti quanti, in cui si riconosca che ci sono dei bisogni che hanno bisogno appunto di una risposta pubblica, Certo. non di una risposta privata, altrimenti si salvi chi può. Cioè, se siamo una società nella quale, come negli Stati Uniti, si salvi chi può, chi è ricco si permette tutto e il resto è nella fascia di povertà, ecco, noi non avevamo immaginato come paese, i miei genitori, la mia generazione, la generazione dei pensionati non ha fatto sacrifici, non ha lottato per costruire questo paese perché fosse così profondamente ingiusto. E invece vediamo che purtroppo le disuguaglianze crescono nel nostro paese e sempre più una fascia di popolazione anche in Veneto diventa povera, è sulla soglia della povertà, e a pagare il prezzo più alto sono gli anziani da una parte e le giovani generazioni dall'altra, perché stiamo consegnando loro anche un paese sempre ridotto peggio. A fronte di tutte queste evidenze, ci sono delle possibilità in incontro con il governo? C'è qualcosa che bolle in pentola, che dia speranza che qualcosa si possa fare allo stato attuale, oppure? Allora, il governo ha avviato dei confronti con le organizzazioni sindacali a livello nazionale, ma come ci diceva il nostro segretario generale Maurizio Landini al recente congresso della CGIL Veneto, che si è chiuso venerdì, sono tavoli di ascolto, non sono tavoli di negoziazione sociale, quindi non c'è la disponibilità, quello che risulta al momento da parte del governo, di aprire un vero confronto con i soggetti di rappresentanza di una parte così ampia della società, e purtroppo insomma, questo atteggiamento fa di pari passo con quello della nostra regione. Anche nella nostra regione spesso ci sono quando riusciamo, non spesso, purtroppo no, ma quando si riesce ci sono tavoli ma che sono puntiformi e che non hanno seguito, e non c'è una volontà di costruire assieme le risposte. Ecco, io penso insomma che i soggetti che hanno la responsabilità del governo, come nella nostra regione, di garantire i servizi, l'assistenza ai propri cittadini, hanno anche una necessità e la responsabilità di garantire trasparenza e di confrontarsi con i soggetti di rappresentanza della cittadinanza. È un dovere etico-morale, è un dovere istituzionale, quindi a questo noi continueremo a richiamare appunto chi ci governa a livello locale e a livello nazionale. Per questo che ci siamo mobilitati sia a livello nazionale, come siamo andati in piazza contro la legge di bilancio che appunto ritenevamo ingiusta, che regala condoni ma che taglia le pensioni e taglia anche la sanità, e continueremo a farlo anche nella nostra regione per richiedere la riforma delle IPAB, per richiedere interventi a sostegno dei soggetti più fragili e per una garanzia di sanità e di sociale che tenga conto appunto anche dei bisogni di una popolazione che invecchia così rapidamente.
Perfetto, hai fatto un quadro completo, quindi a questo punto noi la ringraziamo tantissimo, segretaria, le auguriamo un buon lavoro perché adesso riprendono i lavori ordinari, comunque ce n'è sempre, ricordiamo 193.687 iscritti con una media di 76 anni, quindi moltissimi iscritti, sempre più immagino, perché poi il servizio che fornisce l'Ospicigello è un servizio a tutto tondo, fatto di tanti tipi di interventi, quindi non solo di supporto per quello che lei ha detto, tutte queste necessità degli anziani, ma anche aiuti concreti e specifici per i tipi di problematiche del singolo pensionato, del singolo individuo. Per quello invitiamo sempre ad andare ai vostri sportelli, anche semplicemente per farsi controllare la pensione, che è la cosa base, no? Allora, grazie ancora a lei, segretaria. Grazie e ci ritroveremo. Assolutamente, faremo un altro aggiornamento, speriamo che ci siano poi qualche novità interessante e positiva. La ringrazio molto, grazie, e a voi telespettatori lascio la pubblicità.